Benvenuti e ben ritrovati. Oggi è giovedì 19 marzo 2026. Il sole sorge alle 6:15 e tramonta alle 18:21. La luna si leva alle 7:03 e cade alle 20:01. Oggi è San Giuseppe ed è anche la festa del papà. Il nome Giuseppe deriva dall'ebraico Yosef ed era già molto diffuso nell'antica Israele, significando possa Dio aggiungere altri figli. Tradizionalmente era un nome beneaugurante, dato spesso ai primogeniti. Oggi, 19 marzo, festeggiamo tutti i papà. In Italia, Spagna e Portogallo la ricorrenza coincide con San Giuseppe, simbolo universale di dedizione e protezione familiare. È il momento perfetto per rendere omaggio a queste figure fondamentali che ci guidano con amore e pazienza. In altri paesi, come negli Stati Uniti, si dovrà aspettare la terza domenica di giugno, ma per noi la festa è oggi. Auguri a tutti i nostri super papà! Un augurio di buon compleanno a Claudio Bisio, che oggi raggiunge il traguardo dei 69 anni. Attore, conduttore e comico amatissimo, Bisio ha saputo farci ridere con Zelig e commuoverci con i film campioni d'incasso come Benvenuti al Sud. La sua simpatia travolgente lo conferma uno dei volti più familiari e graditi della nostra televisione. Festeggiamo anche i 42 anni di Bianca Balti, una delle supermodelle italiane più famose al mondo. Bianca ha prestato infatti il suo volto a brand più prestigiosi come Dolce & Gabbana, Victoria's Secret. Oltre alla bellezza, di lei ammiriamo la schiettezza e la forza con cui condivide la sua vita e le sue sfide sui social, restando un'icona di autenticità. E non possiamo dimenticare di fare gli auguri a Mario Monti, che oggi spegne 83 candeline. Economista di fama internazionale, già presidente del Consiglio e commissario europeo, il senatore a vita Monti continua ad essere una voce autorevole nel dibattito economico e politico del nostro paese, rappresentando l'eccellenza accademica italiana nel mondo. Il 19 marzo 1932 veniva inaugurato il Sydney Harbour Bridge. Con la sua maestosa arcata d'acciaio è diventato il simbolo della città australiana, insieme all'Opera House. Per i più coraggiosi, oggi è possibile scalarne la struttura per godere di una vista mozzafiato sulla baia. Un'esperienza che ha già conquistato milioni di turisti. Se vuoi un basilico profumatissimo e sempre rigoglioso, non limitarti a staccare le foglie singole. Pizzica via piuttosto le punte, le cime, dove vedi che stanno per nascere i fiori. In questo modo la pianta non spreca energie per fare i semi, ma continua a produrre foglie grandi e aromatiche, diventando molto più folta. Torniamo al 19 marzo 1918. Il Congresso degli Stati Uniti approvava l'introduzione dell'ora legale. È l'origine della convenzione che ci porta ancora oggi a spostare le lancette avanti per rubare un po' di luce al mattino e regalarcela durante le sere estive, favorendo così il risparmio energetico e le attività all'aperto. Avete mai sentito l'espressione Eyes Wide Shut? È un ossimoro reso celebre dall'ultimo film di Kubrick che significa letteralmente occhi spalancatamente chiusi. Si usa per descrivere quella situazione in cui, pur avendo la realtà davanti, si sceglie di non vederla o si agisce come in un sogno, tra conscio e inconscio. Oggi ricordiamo la figura straordinaria di Gandhi. Da giovane avvocato timido in Sudafrica a guida spirituale di una nazione. Il Mahatma, la grande anima, ha dimostrato che la non violenza è la forza più potente della terra. La sua follia è stata quella di credere che si potesse sconfiggere un impero senza sparare un colpo, ma solo con la verità e la resistenza pacifica. Un insegnamento che non smetterà mai di parlarci. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Come una commedia, così è la vita, non quanto è lunga, ma quanto è bene recitata è ciò che importa. E d'altronde siamo noi gli attori protagonisti delle nostre stesse vite. Cerchiamo allora di recitare la nostra parte al meglio con passione e sincerità. Auguri ancora a tutti i nostri papà e ai Giuseppe. Io vi aspetto domani per una nuova pagina del nostro almanacco. Buona giornata dalla vostra Jaire.